Amici bellini, l'analisi la dobbiamo fare, anche se questo video sì, parte dall'analisi del 6-2, ma vuole andare un pochino oltre. Voglio guardare al futuro per capire se ci sono margini di miglioramento in termini di prestazione e di risultati, perché c'è un equivoco di fondo, perché non tutti sono allineati su quello che va male al Napoli. Si parla del modulo, si parla di alcuni interpreti, quindi dobbiamo partire dalla partita ma arrivare alla soluzione, o almeno a qualche intuizione che possiamo condividere. Cominciamo. E ringrazio tutti quelli che hanno guardato il video di ieri c'è stato doppio video, la reaction e le parole di Conte su Noah Lang, e su questo ho una novità. Ho scoperto una cosa e magari ci arriviamo a fine video, ma do il benvenuto a Vic Lupo e a tutti i nuovi iscritti che si sono affacciati in questi giorni. Benvenuti. Non è un bel momento, non è un momento ideale, ma la community sa che bisogna lasciare il like a prescindere. Il like spinge il video, il contenuto, il canale. Facciamo delle cose, speriamo, interessanti. E dobbiamo partire da qui. La partita, insomma, al 10° minuto già ci aveva portato a un tentativo di Lucca, a quel cross di De Bruyne e a una parata di Milinkovic-Savic su Man. Però qui io devo per forza sottolineare un atteggiamento che va oltre quelli che sono i cambiamenti di schemi eccetera eccetera, cioè l'attenzione individuale, un pochino di concentrazione in meno che purtroppo abbiamo notato specialmente in questa partita di Champions. Sappiamo che qualsiasi, il minimo dettaglio fa la differenza. Guardiamo, guardate anche gli altri risultati dove ci sono goleade assolute, cioè se si perde la bussola tutti sono in grado di dilagare e non la riprendi più la partita. Se in un calcio d'angolo al 10° minuto l'avversario non salti insieme a lui e gli lasci fare il colpo di testa da solo, già non ci siamo. Poi è chiaro, dobbiamo sviluppare meglio la palla lunga di Milinkovic-Savic, la partenza dal basso, il pressing e tutto, però già qui difesa schierata sul calcio d'angolo e sui calci piazzati in generale dobbiamo migliorare, perché non siamo molto efficaci quando li abbiamo noi e siamo un pochino distratti, un pochino morbidi nelle marcature quando li subiamo. Quindi qua non lo so, Anghissà, non lo so chi altro, Beuke, ma Buongiorno, insomma qua bisogna far meglio. Purtroppo Buongiorno, che era un'eccellenza dell'anno scorso, anche se ha giocato alla fine mezzo campionato, però quando lo ha giocato era insuperabile in dribbling e poi molto attento nella marcatura, feroce eccetera eccetera. Qua ci risiamo, voglio dire, questo gol viene annullato per fuorigioco millimetrico, ma l'avversario si trova perfettamente in mezzo ai due marcatori e Buongiorno è fatto fuori, e qua non può essere proprio. Idem qua. Io capisco che il Napoli faccia una zona mista perché ci sono giocatori che lì non hanno marcatura, poi nella zona mista quando hai un avversario vicino ti attacchi, e ci siamo che ci sono questi accoppiamenti. Però questo qua chi se lo marca? Nessuno. E com'è possibile? Perché poi la palla arriverà proprio in questa zona e il numero 6 salterà di testa da solo, non la prende bene, palla direttamente fuori, ma qua è troppo grave che nessuno non si accorga che c'è uno libero e qualcuno deve andare a prendere qualcuno di questi 4 che non si stanno marcando nessuno, ne bastano 2 probabilmente sul primo palo da solo. Dai, qua siamo alle basi. Molto bello il gol di McTominay, e qua ovviamente la presenza di McTominay ci riporta a quanto ci era mancato, perché abbiamo visto nella partita pure col Torino solo Anghissà andava a dare una mano a riempire l'area, e invece quando c'è McTominay si aggiunge McTominay in questa zona. Accanto a Lucca ci va a finire anche Di Lorenzo, Anghissà sta qua, bravo Spinazzola a mettere sta palla in mezzo, gol da centravanti puro, quale McTominay sa essere, a bella incornata, e questa, da qua si riparta, nel senso che McTominay non era un problema. McTominay può essere un problema in fase difensiva e ne abbiamo cominciato a parlare
parecchio tempo fa, ricordate il video Salvate il soldato Scott, ma a livello di efficacia sotto porta era solo una questione di brillantezza, ancora non sta al 100%, ma 2 gol li fa, e quindi il calpestarsi con De Bruyne, tutte queste cose qua non credo proprio. Lui continua ad avere dei compiti offensivi di inserimento e li fa anche bene. Qui è una questione proprio, secondo me, di riprendere il contatto, l'abitudine a certi movimenti quando non giochi con continuità. È un movimento che è un anticipo che magari Buongiorno faceva a occhi chiusi qualche mese fa, e qua purtroppo abbassa troppo la testa, e quindi il pallone, se tu l'avessi impattato qui invece che sotto, invece di impennarsi e diventare imprendibile, avresti anticipato il tuo avversario, e quindi grande intervento difensivo di Buongiorno. Purtroppo quando deve andare deve anche andare, però qua parliamo di stato di forma, parliamo di uno che là dipende da filosofia, lo recuperi in allenamento o lo recuperi facendolo giocare, e io credo che debba giocare, perché poi l'allenamento non è la stessa cosa della partita. Se paghi Dazio, ma deve ritornare il miglior Buongiorno al più presto, perché in difesa abbiamo bisogno di certezze. Poi questa è la frittata tripla che fa il Napoli. Se diamo per assodato che Lucca qui veniva anticipato e quindi non c'è rigore e nessuno tra l'altro protesta, quindi posso immaginare che sia andata così. Il Napoli con questa pressione alta, che è una scelta quest'anno e che ha pagato molto per esempio con la Fiorentina, però la devi fare molto bene, non devi sbagliare poi la lettura finale. Ho detto, sto Conte è un personaggio che cambia, vedrai che è cattivo ma poi diventa buono, sto Conte si trasforma, sto Conte è una sinfonia, questo Conte questo, e invece sto Conte Qua bene che Beukema sia qui per andare a prendere quella che è una palla rilanciata in avanti. Il problema è che invece di rimetterla al centro con forza, prova un passaggio diciamo di fino e viene contrastato e perde palla. Poi bisogna mettere la pezza. La prima pezza è chiamata a metterla Gilmour, che anche qui entra in scivolata forte, e come fa l'avversario? Invece no, sembra volersi mettere davanti alla palla, sempre con grande finezza, sempre senza mai fare fallo. Se fai fallo qua non ti possono nemmeno ammonire, l'azione è finita e devi percepire il pericolo che siamo tutti avanti, e invece no, di fioretto Gilmour prova a mettersi davanti, viene anticipato, e poi vedete che qua c'è l'ultima frittata, perché Buongiorno giustamente lascia il suo marcatore, il suo avversario, per andare a provare ad andare in contrasto, a fermare sto pallone. Però se vai devi andare forte e devi andare deciso, devi andare in scivolate, devi anche rischiare il fallo e anche il giallo. Qua sarebbe stato forse rosso, ma se decidi di andare devi andare. E invece anche qui molto morbido, viene anticipato e avevi 2 possibilità di lettura: o continuavi a seguire il tuo avversario e quindi costringevi chiunque esso sia ad andare avanti col pallone, a fare una discesa in contropiede dove poi poteva essere seguito dagli altri nostri e quindi avere altre possibilità di contrasto. Se invece vai forte devi andare forte, invece è andato moscio, e anche qui è questione di centimetri, è questione di microsecondi. A quel punto la palla va in avanti ed è 1 contro 1 col portiere. Gilmour, ho un paio di dati su Gilmour che dopo vi voglio far vedere, non fatemi dimenticare, lasciate il like così non mi dimentico. Qua Beukema glielo dice proprio, dice no, stai solo tu, non ti preoccupare. Gilmour fa questo passaggio all'indietro di testa che è un lob perfetto per mandare in porta gli avversari. Non aveva avversari intorno qua tu puoi tranquillamente stoppare di petto, ti giri e riparti, e invece no, passaggio all'indietro. Ecco perché poi le letture va benissimo, la scelta del modulo e tutto, però la palla poi deve essere giocata in un certo modo. Invece abbiamo fatto tutte le scelte sbagliate possibili, tutte in una partita. Speriamo che l'abbiamo messe tutte in una partita stortissima e che ricominciamo a fare delle scelte un po' migliori. Quando vi parlo di stato di forma di Buongiorno è qui, cioè saltato a pie pari da questo dribbling, cerca proprio affanno di recuperarlo, proprio puntato, saltato di netto,
il Buongiorno che conosciamo noi avrebbe accompagnato senza cadere, rendendo il cross molto difficile, e dopo c'è anche Beukema che aspetta invece di tentare un anticipo, e quindi aspettando viene anticipato, palla in mezzo alle gambe e gol. Se è vero che la partita di Lucca non era stata brutta, perché aveva fatto vedere spalle alla porta delle cose che era chiamato ad imparare e che forse sta imparando a fare meglio spalle alla porta questa volta che da finalizzatore, perché era stato messo in porta da McTominay e il controllo col sinistro non era stato preciso, però qui devi avere quella maturità, devi capire. È vero che l'arbitro permaloso, insomma, là ti può ammonire, perché se tu dici sei pazzo, non ci stai con la testa, o qualsiasi cosa tu abbia detto, poi con la pietosa bugia, il tentativo un po' bambinesco di dire no, ma io intendevo, l'ha preso con la testa. No, hai cercato di dire qualcosa all'arbitro che non ti ha dato quello che volevi, e qua non puoi permetterti un altro, perché poi oltre alla beffa di aver rinunciato a un eventuale recupero della partita, non avremo Lucca poi come sostituto nella prossima. Qualcuno può dire meglio così, sperando che Højlund stia benissimo, che magari si può alternare a quel punto con Ambrosino. Insomma, un guaio totale, e qua è abbastanza grave, perché tu puoi sbagliare un controllo, puoi sbagliare un gol, puoi sbagliare un rigore, ma se mentalmente non stai dentro la partita in maniera... è anche questione di concentrazione qua, essere concentrato, capire che non è il momento di rischiare una protesta con l'arbitro, e purtroppo questo è più grave di un rigore sbagliato. Parliamo anche di Milinkovic-Savic, che fa una buona parata all'inizio, però poi prende un paio di gol che onestamente, io dico male Meret, nel senso che quando poi ci si accanisce solo su alcuni personaggi, io vorrei che lo stesso giudizio venga dato per tutti. E qua la palla è violenta, sicuramente non la vede partire, perché si abbassa questo compagno di squadra di Mann, però non è imparabile, cioè voglio dire, sta proprio fermo sulle gambe, e la palla non finisce all'incrocio, non finisce negli angolini impossibili, finisce qua, e onestamente a Meret qualcosa l'avremmo detta, no? Poi io a Milinkovic-Savic chiedo più il capire se la scelta di lanciare sempre lungo su Lucca è una scelta richiesta da Conte. A quel punto tutta la squadra si deve muovere in maniera diversa, perché capisco il non magari fidarsi di Gilmour come ti fidavi di Lobotka e quindi volerlo scavalcare, ma a quel punto manda tutti in avanti per il recupero della seconda palla, altrimenti hai utilizzato male sia Gilmour che De Bruyne, che si abbassano per permetterti una prima costruzione. Di Lorenzo uccellato dalla solita palla che gli va intorno, e a quel punto, ecco, questa è, se avete giocato a pallone sapete che se il pallone ti viene, anche se stai vicinissimo, il pallone che va nella direzione opposta dove tu stavi andando a correre, è difficilissimo cambiare direzione e intercettarla. Qua forse una brillantezza di un 22enne magari ti poteva portare ad accorciare sull'avversario, magari la palla non la vedi ma arrivi a contatto con l'avversario che non la può controllare facile e andare in porta. Qua non lo so se Di Lorenzo recupera giocando o riposando, perché l'aveva saltata la partita dove era squalificato e non è migliorato il suo stato di forma, quindi forse deve giocare. Di Lorenzo potrebbe essere uno di quelli che gioca meglio quando gioca tanto, però è chiaro che lì Mazzocchi è sparito ovviamente dalla circolazione. Se sfruttiamo Spinazzola a sinistra, non lo sfruttiamo a destra vice Di Lorenzo, forse la chiave potrebbe essere cominciare a far giocare Gutiérrez. Questo penso fosse il 6-2, è qui dove io vado in escandescenza, perché no, non l'ho preso, lo devi prendere, lo devi buttare a terra, devi fargli sentire un pochino il ginocchio sulla coscia di qualcuno, un calpestone, una cosa, qualcosa che non gli fa fare i triangoli che sembravano la miglior Barcellona di Guardiola e vanno in porta indisturbati. Questa mano così, abbi pazienza Frank, non la posso sopportare. E anche qui questo tiro, insomma, viene comunque da fuori area, non è che era tu per tu nell'area piccola che era imparabile. E non lo so, un po' forse di riflessi, un pochino la serata doveva andare così. Anche questa qua
non dico che era parabilissima, però un intervento ci poteva stare. Ora però allarghiamo il discorso e prendo in prestito delle slide di Andrea Marinozzi, che io ho invitato anche sul canale perché l'ho sentito fare analisi di un Napoli molto precise. Lui ha declinato perché non ha molto tempo, ma questo non rende le sue analisi meno interessanti. E allora noi, citando la fonte, perché ha accesso a dei dati che non si trovano in rete, l'analisi più ampia rispetto all'anno scorso è questa qui, deve passare per forza da questi numeri, perché io continuo a sentire Conte, il difensivista, eccetera, eccetera. Cioè, dobbiamo capirci se poi le partite le vogliamo guardare o no, e a prescindere dire quello che ci pare, perché magari non ci piace Conte, lo vogliamo togliere da me. Legittimo, però ditemi il perché, perché se voi vi lamentavate di un Napoli troppo difensivo che lasciava il pallino agli avversari, quest'anno stiamo provando proprio a fare l'opposto. Questo dato è quanto tu stai nell'area avversaria, nella metà campo avversaria, che aumenta praticamente del 15%. L'altezza difensiva, che aumenta del 4%, cioè la linea della difesa più alta, significa che il Napoli, e Conte lo ha detto anche a voce, quindi basta ascoltarlo, stiamo provando a fare qualche altra cosa. Ricordate che vi dissi anche Conte vorrà provarsi, darsi un tono anche in Europa, perché quello è un suo pallino. Lui sa di non essere considerato un allenatore bravo in Europa. Avete letto anche le percentuali che ci aveva portato Guido sulla percentuale di vittorie in Europa. Quindi Conte si è trovato di fronte a una squadra scudettata, quindi la voglia di essere anche la squadra da battere, quindi una squadra più dominante, e prova a farlo, provando anche ad inserire un giocatore di tecnica, di dominio, di palleggio quale De Bruyne, con questi numeri qua. Quindi non è il Napoli che anzi è un Napoli che forse si sta sbilanciando troppo, e certe cose migliorano, nel senso che l'anno scorso, vedete sopra, questo è l'anno scorso e questo è quest'anno, il famoso PPTA sono quanti passaggi concedi all'avversario prima di andare a rompere il loro possesso di palla. Il Napoli l'anno scorso era 11°, concedendo quasi 13 passaggi. Quest'anno ne concede poco meno di 11 e sale all'8° posto. Quindi il nostro pressing è più efficace e andiamo più in avanti per andare a riprendere il pallone. Lo vedete qui, rompere la costruzione praticamente dal basso degli avversari. Passiamo dal 12° al 5° posto, e anche il famoso gegenpressing dal 13° al 9° al 5° al 3°. Quindi aumenta l'intensità del pressing e anche l'efficacia del pressing. Quindi queste cose le stiamo facendo bene. Dobbiamo essere un pochino più bravi nelle letture individuali. Purtroppo si vede dalle partite, quando poi capita meno volte dell'anno scorso. L'anno scorso proprio potevano tirarci da tutte le parti, tiri bloccati, e anche forse la presenza di Rachmani forse aiuterebbe, o di un Buongiorno in grande forma, o di un Juan Jesus in stato di grazia, o di un Di Lorenzo che soffre un po' di meno, di un miglior Olivera. Capitemi, prima di portarvi alle pagelle. Sembra quasi che sai, poco. Allora, su X non ci sono solo insultatori idioti, ci sono anche utenti che fanno approfondimento, che fanno delle grafiche. Questo è un paragone in termine grafico tra Gilmour e Lobotka, dove quello che si vede a occhio nudo, e ringrazio Francesco Avolio, palloni recuperati, Lobotka, e coinvolgimento in costruzione, cioè le sue caratteristiche principali: play, regista che però recupera anche palloni. Gilmour, palloni recuperati, quindi è chiaro che una squadra che già si sta sbilanciando per creare di più, svuoti il miglior recuperatore di palloni che hai, che è Lobotka, e ci metti Gilmour, vai in grossa difficoltà. Gilmour probabilmente, vedete, passaggi in area è una delle sue cose principali, quindi un passaggio un po' meno banale, la famosa sventagliata che ha, oppure essere un po' più verticale. Benissimo, però non lo stiamo facendo, perché poi alla fine andiamo a scavalcare, e quindi servirebbero gli aggressori
McTominay e Anguissa. Quindi vero che il Napoli ha fatto un grosso mercato in questi 2 anni, però le caratteristiche non si sposano tantissimo, il mercato dei panchinari, con quelli che sono i titolari, che alla fine sono ancora i titolari oggi. Penso che scavalliamo. Piccione internazionale molto molto permaloso, vabbè. C'è qualcuno che ha dato 10, vedo un 10 a tutti, voti polemici che alla fine si bilanciano con altri voti dove tutti hanno dato 3, quindi alla fine sono voti che io probabilmente condividerò anche, come il 4 meno a Conte, che si lega anche alla questione della conferenza. Lì non fatemi dimenticare, perché vi devo dire una cosa importantissima: senza voto Elmas ancora una volta, Neres 5+, il più. Comunque Neres si porta un assist a casa, perché il calcio d'angolo lo ha battuto anche l'anno scorso, battuto un calcio d'angolo che diventa un assist. In questo Politano, che noi apprezziamo tantissimo per il lavoro che fa, forse il calcio d'angolo non è la sua specialità. Si può dire, si può provare ad avere De Bruyne sia a destra che a sinistra e li tirasse tutte lui, per favore? O quando c'è Neres li tira Neres. Lang si becca 5. Io l'ho trovata l'intervista, però è in olandese e non parlo olandese, e avevo contattato un mio amico che ha vissuto in Olanda e spero di potervi dare dei dettagli, ma vorrei capire che tipo di domanda gli hanno fatto, se lo hanno portato a dire quelle cose. Cioè, ho parlato con Conte una sola volta e non so cosa fare, ed è meglio che non parlo, perché poi è quello che porterà Conte a sbroccare poi in conferenza, perché su Paramount Plus, su CBS Sport c'è intervista a Conte che avviene prima della conferenza, credo, perché la conferenza è l'ultima cosa e poi grazie a tutti ce ne dobbiamo andare. È lì che incalzano Conte e adesso ve lo faccio sentire, ed è lì che Conte dice che ha detto Noah, cioè non ho capito, non ho seguito, e se Noah dice così, Conte con ordine. 5 più che per Gutierrez, entra, non si capisce molto, ma lì è un caos generale dove anche Juan Jesus fa un errore gravissimo. Non ho capito onestamente Conte che tipo di cambi aveva fatto, per quale sistema di gioco si stava andando, non ho ben capito. 4,5 Lucca, che prende il premio Michu. Peccato davvero, perché mi stava piacendo quello che stava facendo spalle alla porta, però non freddo quando ha avuto l'opportunità di stare faccia alla porta, e quel gesto che porta all'espulsione è inaccettabile. Premio Oriali torna a McTominay, doppietta non male per uno di quelli che McTominay in crisi, è il problema del Napoli. No, assolutamente no. 5 per De Bruyne, che si perde un pochino, poi finisce in crescendo, ma ovviamente con uno in meno che cosa vuoi fare. 4 per Anguissa, le mani avanti, va benissimo. 4,5 Politano, 4,5 Gilmour, anche lui come gli altri si perde. Spinazzola è uno di quelli che sta più propositivo e sta meglio, speriamo che mantenga questo stato di forma, perché ci sarà bisogno di lui secondo me in tutte le zone del campo, da terzino sinistro, da esterno adattato, da terzino a destra. Se vogliamo passare poi a 5 a centrocampo, ci servirà il miglior Spinazzola, perché è quello più adatto, più duttile. Purtroppo molto male Buongiorno e molto male Beukema, come Di Lorenzo. 4,5 si prende anche Savic, che insomma, diciamolo che insomma forse qualcosina in più lo poteva fare. Poi un portiere che prende 6 gol, possono essere anche tutti imparabili, alla fine pierde 6 gol e quindi difficile dare più di così. Ma ve lo faccio sentire in inglese? Noah Lang said he only spoke to you once about him not playing. Is that true? Have you not spoken more times? Noah Lang ha detto che only parlato, vabbè, ma aiutatemi. Avete parlato solamente una volta per il fatto che lui non gioca, eccetera eccetera. È vero, non avete proprio parlato, e Conte si comincia a stizzire. No. Play the whole pre-season. Noah ha giocato tutta la pre-season con noi. With us. No. E ora he played a part of a game. E ora ha giocato una parte della partita. He never started. E non ha mai cominciato dall'inizio. But I repeat. Ma ripeto, we have to think about the team, dobbiamo pensare alla squadra, not the single player. non ai singoli giocatori. Otherwise, if start to speak about Altrimenti, se cominciamo a parlare every single player and to be
dei giocatori singoli, to become selfish. diventiamo poi egoisti, Okay, and ed è pericoloso it's dangerous. It's dangerous for our season, but no, per la I leave it stagione. has to work. Then, when I decided to put him into the pitch, I'll do it. Otherwise, stay on the bench. No, deve pensare a lavorare, quando lo voglio mettere lo metto, altrimenti sta in panchina. E qui su questa intervista che incalzano un Conte che ha perso 6-2, che già quando perde 1-0 per sbaglio va completamente in tilt, ha una scoppola storica sia per lui che per il Napoli. Gli dicono che Noah si è praticamente lamentato ai microfoni in maniera pubblica. Ecco che io non mi piace, vorrei che queste cose si risolvessero nello spogliatoio, ma capisco che poi in conferenza lui ribadisca che non ci devono essere individualismi e tutti devono pensare al bene del Napoli e non al bene proprio. Quindi io faccio rientrare un pochino la situazione, non mi preoccupo più che Noah abbia creato dei problemi in sede di allenamento, si sia lamentato, abbia alzato la voce. Semplicemente avviene da questa intervista e Conte comincia a bollire e dire: allora state pensando solo a voi stessi. Non può essere, ti deve bruciare la sconfitta, non ti deve bruciare il fatto che giochi poco. Quindi questa cosa può rientrare. Non ascoltiamo quello che sta dicendo De Bruyne in Arabia, tutte queste cose qua che ha poco senso e voglia di click, e andiamo avanti. Mi piacerebbe più che altro andare con voi sul campetto che funziona di nuovo e capire, vabbè, Meret, Milinkovic, Savic, però la differenza c'è, perché Meret è meno portato a fare dei lanci in avanti e più a giocare vicino, il che porta la squadra a costruire dal basso. E se riesci a superare il primo pressing che le altre squadre ci fanno, tu qua c'hai un De Bruyne vicino a Gilmour, c'hai un De Bruyne, ce l'avevi vicino a Lobot, che allora sfrutti la visione che ha De Bruyne, la possibilità di passaggio, il fatto che sentiva a prendere il regista, poi c'è lui vicino, eccetera eccetera. Se tu invece salti sempre questa cosa e vai direttamente su, invece di Højlund vai su Lucca, e allora io vorrei un De Bruyne molto più vicino qui, che è abituato al pressing alto, lo ha fatto con Guardiola per tanti anni, e a quel punto più aggressivi non c'è manco bisogno. Tu uno lo lasci per preventiva, ma andiamo tutti in avanti un pochino di più e cerchiamo di creare dei problemi direttamente in area di rigore. Ora lasciate stare gli interpreti, ma è una scelta, è una via di mezzo che in questo momento secondo me sta creando un pochino di confusione anche da parte per i giocatori, perché siamo meno quelli là che si difendono in area, non si, perché vogliamo essere più propositivi, però adesso stiamo sfruttando di più questa palla lunga, il che ci fa perdere un pochino il contatto con l'avere il pallone, c'hai meno dominio del campo, se poi i duelli li perdi, li hai persi. Quindi la richiesta o la possibilità di un Napoli che torni a essere un pochino più difensivo, un pochino più quello dell'anno scorso, che poi era quello che voi mi dicevate, voi, che qualcuno mi diceva, io non mi diverto, anche se vinciamo non mi diverto perché giochiamo male. Stiamo provando proprio a cambiare questo, e in alcune partite lo abbiamo visto. Volete tornare a quel Napoli là? Perché vi sentite vulnerabili? A quel punto ecco che la presenza di De Bruyne va sfruttata in maniera diversa. De Bruyne non potrà mai essere un problema per me, perché nonostante stiamo facendo un calcio ibrido, la sua classe, la sua forza, la sua tecnica e la sua intelligenza calcistica lo porta comunque a giocare bene, però lo devi sfruttare meglio. E visto che gente come caratteristiche come Anguissa e McTominay non ci sono, De Bruyne va sfruttato in un altro modo, quindi ci deve essere una scelta di filosofia importante, e secondo me tornare a essere più difensivi e rinunciare al dominio contro squadre che, affrontando i campioni d'Italia, saranno un pochino comunque più cattive e si esporranno di meno perché rispettano anche lo status. Ne parla Andrea Marinozzi, come Conte ha parlato di status di McTominay, è cambiato lo status del Napoli come squadra, non è più la squadra che viene dal 10° posto. In questo momento Conte è onestissimo quando diceva veniamo dal 10° posto, dobbiamo essere umili, adesso veniamo dal 1° posto, volevamo fare la voce grossa, forse non siamo in grado perché ci sono troppe defezioni, troppi giocatori chiave che mancano. Ti manca Lukaku, pensate solamente a questo, e stai cercando di fare di necessità virtù con Lucca, i vecchi che sono fuori fase e i nuovi che ancora si devono inserire bene. Capite
che non è facile. Secondo me, visto che Conte ha la credibilità e i Conte out finiscono nel nulla di un momento di sconforto da parte della tifoseria, secondo me Conte ha la credibilità di dire ai ragazzi: continuiamo a essere dominanti, a fare queste cose nuove, ci vuole un po' di pazienza, ci vuole più applicazione per fare questo calcio. Ricordate Spalletti disse: è più facile stare lì e difendersi, noi cerchiamo di fare qualcosa di nuovo ogni partita perché stanno lì che ti aspettano, quindi noi dobbiamo cercare di trovare nuove soluzioni. C'è poco tempo perché c'è una partita dietro l'altra, ma secondo me il tornare indietro, che è un po' quello che ha fatto la Juventus quando facciamo gol ma prendiamo troppi gol, la Juventus ha abbassato un pochino il raggio d'azione e continuano a non stare in grande spolvero. Secondo me il Napoli non deve abbassare il raggio d'azione, deve continuare ad avere un'idea di dominio e però farlo meglio, farlo con più convinzione, con coraggio, non perdere il coraggio, un po' più attenti in fase difensiva, meno errori individuali, più duelli, più Højlund. Il resto verrà da sé. Domani ci dobbiamo inventare dobbiamo fare l'analisi di questa nuova Inter che è arrivata a 7 vittorie consecutive dopo l'inizio zoppicante. Un Chivu che è il Chivu per il mal di testa, eccetera eccetera. Ogni domanda ai giocatori era: ma quanto è bravo Chivu, vero? E quindi hanno creato la credibilità che Chivu da allenatore giovane non aveva a inizio stagione. Adesso è credibile, adesso Chivu sta facendo ruotare tutti i giocatori, si sentono tutti coinvolti, nessuno va in difficoltà e se hanno fatto un grandissimo filotto di cui l'Inter è capace, e quindi è una partita tostissima, inutile dirlo, una partita che si potrebbe perdere anche con il miglior Napoli, capiamoci, ma che è una partita che ti potrebbe ridare grandissimo entusiasmo e convinzione nei tuoi mezzi se riesci a portarla a casa. E il pareggio anche dietro l'angolo dopo il filotto dell'Inter e anche il Napoli che sta in difficoltà. Vediamo dove il campo andrà, dove tilterà il campo, sperando che non vada in tilt ancora Antonio Conte. È uscita una live praticamente, pesantissimo questo video, vi ringrazio se avete avuto la pazienza di vederlo tutto. Io faccio sempre i mini video per ricordarci le partite, le cose. Adesso apriamo una bella parentesi di mezz'ora sul fantacalcio, no scherzo, da New York, Valerio Floyd è tutto, vi abbraccio e vi bacio, portiamo un po' di pazienza, io la pazienza con i nuovi ce l'ho e secondo me anche Conte, però con i vecchi no. I vecchi, e Conte l'ha dovuto dire, anche i vecchi devono fare un passo in avanti, un ritorno al passato.